Trattative in corso, lo spoglio delle schede a Padova, si profila la vittoria al primo turno del sindaco uscente Giordani, già al 58% dei consensi, lo sfidante Peghina 20 punti di distanza. A Verona la sorpresa a Tommasi, il candidato del centrosinistra vola in testa con il 40%, si prepara al ballottaggio con l'uscente Sguarina sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, Tosi escluso. A Belluno centrodestra oltre il 50% con De Pellegrin testa a testa, Feltri tra i due schieramenti guidati da Fusaro e Zatta, mentre a Cortina il sindaco Ghedina lascia Palazzo Rosso. Affluenza scarsa anche in Veneto per i referendum sulla giustizia, il voto il 26,86%, un elettore su 4 per i cittadini quesiti fuori portata. Il cadavere di un uomo ripescato questa mattina lungo le acque del canale Revedoli ed Eraclea è giallo sulle cause e sull'identità. La tragedia della strada lungo la Feltrina nel Bellunese, la comunità di Vidoro sotto shock per la morte dei due coniugi Luca Carrera e Patrizia Bisol, finiti con la moto contro un camper. Dall'apertura della porta alla processione di questa sera a Padova, la lunga giornata dedicata alla festa di Sant'Antonio con la diretta di Media Nord-Est e i continui pellegrinaggi in Basilica. Ben ritrovati, buonasera TG Veneto, una giornata importante ovviamente con le schede, lo spoglio che ovviamente è ancora in corso. Ripercorriamo insieme un viaggio attraverso i comuni del Veneto per scoprire se ci sono già i nomi dei primi sindaci eletti. Allora partiamo con Padova, la città del santo. Abbiamo in collegamento Federico Fusetti che ci racconta com'è andata nella corsa alla conquista della poltrona di Palazzo Moroni. Federico, a te buonasera. Palazzo Moroni, il municipio di Padova, ha il suo nuovo sindaco, anzi non è veramente un nuovo sindaco perché è arrivata la riconferma per Sergio Giordani, sindaco uscente, che quindi guiderà l'amministrazione padovana per altri 5 anni. Il suo sfidante, Francesco Peghin, si è fermato, quindi non arriva nemmeno al ballottaggio, e la vittoria netta anche sugli altri 7 candidati sindaco che si erano presentati per la corsa a Palazzo Moroni. Una campagna elettorale dai toni moderati, tranne gli ultimi giorni. Per il resto ha vissuto, diciamo, appunto su toni bassi, tanto che, questo è il dato che colpisce, hanno votato circa un padovano su 2, davvero una percentuale molto bassa, poco più del 51%, quando nell'ultima tornata elettorale erano stati più del 61% i padovani che erano andati alle urne, quindi un dato sicuramente su cui riflettere. Grazie a Federico Fusetti. Allora, con l'aiuto ora della nostra grafica, uno sguardo in provincia. Restiamo dunque nel Padovano per andare a vedere com'è andata negli altri comuni al voto. Partiamo con la scheda con Abano Terme, 7 sezioni su 18, conferma per Federico Barbierato che porta a casa il 56,5% delle preferenze, lasciando indietro Luigi Ciccarese 30,7% e Antonio Franciosi che si ferma al 12,8%. Ancora Vigonza, prima cintura padovana, Gianmaria Boscaro è il sindaco di Vigonza con il 55,9% di voti, una cordata di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, UDC, Forza Italia e le Civiche restano indietro, invece Arianna Toniolo che si ferma al 25,5% di preferenze e Massimiliano Celin 18,7%. Andiamo a Conselve, il sindaco eletto è Umberto Perilli che porta a casa il 66,5% di preferenze, Marisa Balileo si ferma al 33,5%. Andiamo ora invece nel Veronese. Per noi in collegamento c'è il nostro Christian Arboite che insomma da questa mattina sta seguendo la sfida, dove pare che in testa ci sia, e questa è la sorpresa, il centro-sinistra. Christian, a te, buonasera. Buonasera Anna, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Confermo in testa e di parecchi punti percentuali c'è Damiano Tommasi, il candidato civico del centro-sinistra che è atteso qui in via Roberto Faccio nel suo quartier generale a Minuti. Lo puoi vedere dal drappello che si è formato anche alle mie spalle, tanti colleghi giornalisti di tutte le testate, perché ovviamente il vincitore di questo primo tempo, parafrasando proprio
il gergo calcistico è proprio Tomasi, passato da calciatore professionista in Serie A con il Verona, con il Roma e con la Nazionale. Insomma, un fuoriclasse dello sport che si candida a diventare a pieno titolo sindaco di Verona. Lo sfidante con ogni probabilità sarà Federico Sborina, il sindaco uscente, che si attesta al momento attorno ad un 32%. Siamo oltre le 100 sezioni scrutinate su 265. Flavio Tosi distanziato. E probabilmente la posizione di Tosi delle prossime ore nei confronti di uno dei due sfidanti sarà fondamentale. Ecco, non è ancora arrivato Tomasi. Un ultimissimo dato, Anna, riguarda proprio i rapporti di forza tra le forze politiche nel centrodestra. La lista di Fratelli d'Italia ha superato di diversi punti percentuali quella della Lega, e questo apre ovviamente un fronte all'interno del centrodestra. Questione di minuti, questione di secondi. In caso, Anna, ti richiederò la linea qui da Verona con Simone Squarcina. Grazie Cristian Arboit. Allora, direttore Luigi Bacialli, insomma, dei risultati che in qualche modo ha commentato anche il nostro collega Cristian, importanti in questa tornata elettorale. Sì, vorrei dire che, diciamo, la politica sembra non far mai tesoro delle esperienze negative, no? Si sa che quando si va divisi si perde o si arriva magari al traguardo dopo grandi difficoltà. È successo a Verona, perché qui abbiamo due candidati che hanno spaccato il centrodestra: Federico Sborina, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, e Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e Italia Viva. Tra i due litiganti, il terzo, Damiano Tommasi, sta godendo, andrà probabilmente a ballottaggio con Sborina, ma certo ancora una volta si è visto che dove il centrodestra è andato unito, e cioè all'Aquila, a Palermo e a Genova, ha vinto facilmente, e qui invece le cose sono andate male. L'altro risultato davvero su cui riflettere è la riconferma di Sergio Giordani, perché anche qui è stato un suicidio annunciato per il centrodestra. Era chiaro che candidando un uomo apprezzabile, un grande imprenditore come Francesco Peghin, ma molto acerbo e avulso alla politica fino ad ora, quella proprio quella a cui siamo abituati, che siamo abituati a seguire, cioè dello scontro, del contrasto, non ha potuto far altro che cedere di fronte a Giordani, che si è riconfermato primo cittadino. Quindi sono elezioni importanti anche per il quadro nazionale, e vedremo se almeno in queste circostanze, in vista delle politiche, si saprà correggere il tiro. Vedere a Verona il centrodestra dover andare a elemosinare da Tosi il sostegno per battere Tommasi è qualcosa di imbarazzante e anche piuttosto di mortificante. Grazie direttore. Grazie a te, Anna. Allora, adesso noi continuiamo il nostro viaggio, ovviamente saliamo a Belluno, dove ci attende la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buonasera. Buonasera Anna, a te e anche al direttore. Allora, i dati ufficiali in questo momento pubblicati sulla piattaforma Eligendo danno 8 sezioni su 34 scrutinate e vedono in testa il candidato del centrodestra Oscar De Pellegrin con il 54,44% di preferenze, a seguire il candidato del centrosinistra Giuseppe Vignato 27,25%, e Lucia Olivotto al 18,31%. Però ci sono anche i risultati ufficiosi, perché i dati che vengono riferiti e riportati dai rappresentanti di lista già parlano di 24 sezioni scrutinate su 34, quindi oramai abbiamo superato abbondantemente la metà del percorso, e danno in testa ancora Oscar
e Pellegrin, però con una percentuale che si aggira attorno al 50%, mentre Giuseppe Vignato si attesterebbe al 23%. È una, come dire, una situazione a specchio rispetto a quanto si sta vedendo a Verona, perché qui il centrodestra si è presentato compatto, perché nelle liste civiche di Oscar di Pellegrin sono confluiti esponenti di Forza Italia, mentre le liste ufficiali a sostegno di partito sono state quelle della Lega e di Fratelli d'Italia. La debacle è invece quella annunciata del centrosinistra, che invece a queste elezioni si è presentato spaccato, con un PD che non è riuscito evidentemente a far convergere su di sé tutte le anime del partito, che a Belluno è arrivato diviso, mentre a Feltre si è presentato compatto, e nonostante tutto sembra che questo non sia sufficiente, perché in questo momento la candidata del centrodestra Viviana Fusaro è al 47,07% contro Adis Zatta, che in questo momento è al 45%, quando sono state scrutinate 15 sezioni su 22. L'altra notizia clamorosa e eclatante di giornata è il risultato di Cortina d'Ampezzo, con Gianluca Lorenzi, che come sapete era uscito dalla maggioranza di Ghedina, e anche in fortissima polemica all'inizio della primavera, che è il nuovo sindaco di Cortina con il 37,06%, mentre il sindaco uscente Gianpietro Ghedina si è fermato al 24,49%, e quindi il sindaco delle Olimpiadi Cortina Milano 2026 sarà Gianluca Lorenzi. E poi ci sono altri dati interessanti, come la sconfitta ad Auronzo di Cadore di Tatiana Paes-Becker, la sindaca uscente. Ha vinto ad Auronzo Dario Veceglio Galeno con il 74,28%. Vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri collegamenti anche del fatto che già ieri sera avevamo i sindaci di quei comuni in cui si è presentata un'unica lista. Lì era sufficiente superare il quorum del 40% più uno degli aventi diritto al voto, e quindi lo scrutinio comunque ha confermato i nomi che vi abbiamo dato. A Soverzene e a Falcade, dove invece sono state presentate due liste Civetta, hanno vinto e vedono riconfermare la loro carica di sindaco Gianni Burigo con l'84,38% di preferenze, e Mauro Salvaterra Falcade con l'85,51%. Anna. La nostra Tiziana Bolognani, con la quale abbiamo fatfatto dunque il punto dei risultati nel bellunese. Ci spostiamo ora invece nel veneziano, dove per noi c'è Nicola Marcato. Partiamo da Jesolo. Nicola, buongiorno. Buonasera. Eccoci, buonasera. Ecco, sì, ormai le ore passano. Esatto. E qui da Jesolo è ballottaggio tra i due candidati di centrodestra. Qui siamo con il candidato Cristian De Zotti, e devo dire che alle 18:20 avevano scrutinato 19 seggi su 22, Cristian De Zotti era in vantaggio con un 44% e Renato Martin con un 37,5% lo seguiva. Ecco, c'è comunque tanta soddisfazione qui, cosa ne pensa? Se l'aspettava? Sì, allora, ovviamente il dato ci riempie di orgoglio. I dati, i numeri confermano esattamente quelle che erano le nostre aspettative nelle settimane scorse. Abbiamo sentito crescere la fiducia e l'entusiasmo degli isolani nei nostri confronti, quindi oggi il risultato non è una sorpresa, ovvio che è una felice lettura di questi numeri, però non è una sorpresa, non è un miracolo, perché è il frutto di un lavoro importante e costante fatto in 10 anni di lavoro in Consiglio Comunale e in 3 mesi di campagna elettorale, in cui abbiamo lavorato pancia a terra sul territorio, facendo
più di 30 incontri nelle varie zone di Jesolo e dialogando con gli esolani, parlando di noi e non degli avversari. Quindi, il risultato riempie me e tutta la nostra coalizione di ampia soddisfazione. 26 giugno, ballottaggio, cosa chiede? Prego. Nicola, perdonaci un secondo. Nicola, resta con noi collegato un secondo, dobbiamo volare un attimo da Cristian Arboita Verona che è con Tommasi, arriviamo subito da te. Cristian. E soprattutto prenderci le nostre responsabilità, parlare chiaro di quello che vogliamo diventi Verona nel prossimo futuro. Ma i valori dei Tosi possono coesistere con i suoi? Ma non lo so, adesso continuiamo a parlare dei nostri perché secondo me sono quelli che oggi hanno sposato le aspettative della città e come ho detto gli ottimi risultati delle liste civiche che mi sostengono la dicono lunga su qual è il pensiero della città rispetto appunto a destra e a sinistra. Direttore Tommasi vi ascolta. Possiamo tornare dal nostro Nicola Marcato che è in collegamento con Jesolo. Intanto abbiamo cercato di farvi sentire appunto le prime parole di Tommasi, che è la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Nicola, perdonaci, siamo di nuovo da te. Sì, grazie Anna. Ecco, volevo chiedere al candidato Dezzotti quale sarà la ricetta vincente per il prossimo 26 giugno, giorno del ballottaggio. Faremo ancora di più quello che abbiamo fatto fino adesso, quindi una campagna elettorale di presenza sul territorio, di dialogo con i cittadini, parlando di noi, non parlando degli avversari, ovviamente non parlando male, e cercheremo di far passare un messaggio di cambiamento forte che è già passato al primo turno, ma di rinnovarlo al secondo turno, chiedendo agli esolani di tornare a votare, perché questa è la grande sfida del ballottaggio, ovvero di portare le persone alle urne e a esprimere la propria preferenza, e dopo cercherò di far passare ancora di più un messaggio chiaro, che è quello che votando noi si potrà votare una coalizione che non avrà barriere, e io cercherò di essere un sindaco di dialogo, un sindaco garante di tutti anche e soprattutto di chi non l'ha votato. Grazie Nicola Marcato. Anna. Grazie Nicola Marcato, adesso voliamo come prima sulla provincia veneziana per andare a vedere i risultati dei comuni maggiori veneziani. Grazie Nicola, buon lavoro. Allora sempre ovviamente con l'aiuto della grafica per farci un'idea, e si parte con Mira, 12 le sezioni scrutinate su 35, in vantaggio c'è Marco Dori, 53,54%, Andrea Martellato seconda posizione, evidentemente unico sfidante, 36,34%, ma insomma Dori pare abbia il vantaggio avendo ovviamente superato ampiamente il 50%. Andiamo avanti. Avete visto che Carlotto 1,99% invece fanalino di coda di questa tornata elettorale. Andiamo a Marcon, Matteo Romanello, 6 sezioni scrutinate su 16, ma evidentemente la sua vittoria è schiacciante, porta a casa il 73,55% di preferenze e vince con la lista del centrodestra. Milano con Tiziano Baggio, 50,64% di voti, lo segue vicino con solo 4 punti percentuali di stacco, 46,04%. Giorgio Barbato, anche qui le sezioni scrutinate sono 16 su 25. Vedete che anche questi comuni del veneziano più o meno hanno un'affluenza che si aggira intorno al 46-47% appunto di partecipanti al voto. Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, 69,18%, sarà il nuovo sindaco, anche se le sezioni scrutinate sono soltanto 7 su 18, ma la percentuale è davvero alta, in netto vantaggio rispetto a Simonetta Campanaro che si ferma al 20,22% e Leandro Favaro 10,60%.
Andiamo ora nella Marca, i comuni al voto, diciamo i più importanti sono Casale e Silea. Anche qui, ad esempio a Silea c'è stata una conferma, ma partiamo proprio con Casale sul Sile. Stefania Golisciani, 47,81% in testa con progetto Casale Futura, vince il nuovo primo cittadino. Lorenzo Biotti si ferma al 37,59%, Graziano Sartorato 14,60%, dunque Golisciani è il nuovo sindaco di Casale sul Sile. Il comune invece della Marca Trevigiana che sceglie la continuità è Silea. Silea conferma Rossella Cendron con una percentuale netta 70,65%. Tono Conte si ferma al 16,9% e Lia Spolverato al 12,45%. Andiamo a vedere sempre con l'aiuto della grafica l'affluenza invece al referendum, i 5 quesiti sulla giustizia, un'affluenza che in qualche modo ha deluso il partito che l'ha promossa, ovvero la Lega, l'affluenza decisamente molto bassa. E a proposito di questo noi abbiamo chiesto proprio ai cittadini di Treviso perché intanto se hanno votato, ma perché chi non ha votato, perché ha scelto di non farlo. Sentite che cosa ci hanno risposto. Sì che ho votato. Contento di averlo fatto? Contento di averlo fatto, assolutamente sì. Sì, allora abbiamo votato io misto, qualche sì e qualche no. No. Come mai? Perché ero assolutamente contrario. Non sono neanche andato a votare. No. Come mai? Non ho avuto tempo. No. No, non volevo far raggiungere il quorum, quindi ho votato solo alle amministrative. No, io non sono andata a votare. Le è dispiaciuto essere qui e non poter votare? No, assolutamente, non votavo lo stesso. No, erano assurdi e quindi... Assurdi in che senso? Incomprensibili? Inutili. Non sono andata a votare perché sono anche infortunata. Come mai secondo lei così poca gente è andata a votare, signora? Ma perché hanno poco interesse. Secondo me non è stato presentato nella maniera più corretta e troppo un referendum incomprensibile al cittadino medio e quindi mi sono rifiutata di votare. Erano chiari i quesiti secondo lei? Beh, se uno si era informato, sì. Certo, se uno va lì e così e pretende di capire al momento... Non erano, secondo me, all'altezza del popolo comune. Quindi c'era da studiarli e poi da votare, casomai. Dal mio semplice punto di vista era quasi più logico che fosse deciso da chi è molto più preparato di me, ai livelli costituzionali. Non mi sono neanche documentata molto, devo dire la verità, perché era troppo complicato secondo me. Allora, ancora un passaggio a Verona dove per noi c'è Christian Arboit che ha intercettato Tomasi, centro-sinistra. Lo ascoltiamo. La nazionale molto concentrata su questa tornata elettorale, ma noi faremo di tutto per farla rimanere veronese, soprattutto per parlare al futuro di questa città e sicuramente alle elettrici e agli elettori che dovranno tornare alle urne il 26. Ecco, sì Anna, siamo in diretta con Damiano Tomasi qui dal quartiere generale. Tomasi, vinto il primo tempo? No, aspettiamo la conclusione dei dati, ma sicuramente ci portiamo a casa questa fase storica per Verona in cui si aprono spiragli per un pensiero diverso rispetto a quello che è stato raccontato negli ultimi 15 anni. Lei se lo aspettava, è abituato immagino ai pronostici, ma stavolta? Ma i pronostici era di giocare una partita sulla carta non scontata e per noi sicuramente il risultato e soprattutto quello delle liste civiche in appoggio alla mia candidatura ci danno anche un segnale di cosa ha bisogno la città, di uscire dallo schema destra-sinistra e di parlare di Verona, e questo è quello che continueremo a fare, speriamo nei prossimi 5 anni. Ecco, spera in un apparentamento o qualcosa del genere con Tosi, si rivolgerà all'elettorato di Tosi, che cosa accadrà adesso? Ma che continueremo a parlare alla città. Abbiamo fatto capire chi siamo, cosa vogliamo fare per Verona, cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime 2 settimane, dobbiamo parlare di futuro e come ho detto si parla di futuro in alternativa ad un passato anche recente che non ha soddisfatto e che secondo me andava un po' scosso per poter dare a Verona
il luogo anche da un punto di vista mediatico, di posizionamento, di responsabilità che merita. Quindi deve essere una svolta netta. Ma netta, sicuramente è già stato fatto un grande passo in questo primo turno, perché nessuno si aspettava una reazione di questo tipo, e ci sentiamo una grande responsabilità, perché adesso abbiamo nelle mani quello che potrebbe essere un girare pagina a Verona che si pensava fosse impossibile, invece si sta delineando come possibile. E si sente gli occhi della politica italiana addosso? Ma dall'inizio il mio impegno è stato attenzionato dai media nazionali, ma non solo il mio impegno, insomma anche quanto è successo nelle altre liste, nelle altre coalizioni, dove i giochi si sono fatti spesso a Roma per decidere chi appoggiare o chi portare come candidati, e credo che questo sia un altro dei limiti che Verona deve superare, deve pensare a sé, deve pensare alle proprie responsabilità nei confronti della città, e sicuramente l'attenzione è alta, perché Verona deve avere questa attenzione, deve anche essere capace di chiudere le fila e pensare alla città, e soprattutto avere una propria identità e una propria autonomia di pensiero. Grazie Tommasi, grazie. Anna, ti restituisco la linea qui dalla sede di Rete con Simone Squarcina. Grazie Simone e Cristian. Allora, noi in chiusura ovviamente non potevamo non andare al santo. Oggi Sant'Antonio di Padova, con l'apertura della porta della Basilica, si è dato il via ovviamente alle celebrazioni di questa giornata così importante. Buona festa di Sant'Antonio, buon 13 giugno, sono le 5:30, parte la nostra lunghissima diretta che vi racconterà come ogni anno questa festa. Guardate quante persone sono già qui in attesa dell'apertura del portone della Basilica. Lì c'è una sorpresa della quale poi parleremo tra poco, ma ci dobbiamo avvicinare perché è proprio il momento forse più emozionante, o almeno il primo dei momenti molto emozionanti di questa giornata, con l'apertura del portone della Basilica di Sant'Antonio. Dobbiamo avvicinarci un pochino, sarà proprio anche il rettore. Buongiorno, il rettore, eccola qui che si sta aprendo in questo momento, il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio, il giorno più atteso per i padovani e non solo, i tantissimi fedeli, milioni di fedeli in tutto il mondo. Guardate quante persone, sono già più di 100-150 che stanno affluendo all'interno della Basilica. Rispetto agli ultimi anni non ci sono percorsi obbligati anche all'esterno nel sagrato, ma si stanno accomodando per partecipare già alla prima celebrazione, che sarà alle 6. Stupito perché non credevo che ci fosse già così tanta gente ad aspettare fuori. Sono solo le 5:30 e di solito le persone fanno altro a quest'ora, quindi una bella emozione, certo. Le confermo che c'erano più persone rispetto anche agli ultimi anni, ovviamente, no? Quindi questo è anche un bellissimo segnale di ritorno alla normalità. Certo, sì, l'abbiamo visto anche i giorni scorsi, Basilica già gremita quasi tutte le celebrazioni, quindi è un buon segno. Nemmeno io avevo mai visto così tante persone, pur non essendo mai stato qui in Basilica, a queste ore. Ecco, per me è una sorpresa a tutti i livelli, certo. Le possiamo rubare solo pochissimo tempo, ovviamente, perché è una giornata delicata e importantissima, a ritmi stretti. Antonio, il santo più amato nel mondo, oggi è la giornata che lo celebra, ci seguono, adesso lo ricorderemo, anche da tutto il mondo con questa diretta straordinaria. Che messaggio vuole lanciare? Ma io sto dando lo stesso messaggio, mi pare che sia quello di cui abbiamo più bisogno. Quest'anno lo ricordiamo come il grande predicatore. Leggevo in una delle biografie antiche che i frutti della sua predicazione sono tanti, ma il primo ricordato è quasi sempre quello della pace, il dono della riconciliazione tra le persone discordi. Credo che sia ancora questo il dono più bello da chiedere per tutti noi. E padre Antonio, le chiedo un'ultima cosa, torna la processione, che è una cosa che negli ultimi anni abbiamo visto diversamente, però torna ad abbracciare i fedeli e i pellegrini attraversando le vie di questa città, no? Sarà nel pomeriggio. Torna la processione dopo la messa delle 17, come da tradizione, a parte i 2 anni precedenti, appunto ritornerà a ripercorrere le vie della città, e quindi per noi il ritorno all'ordinario sa di straordinario in questo momento. A cui il tempo ci aiuta, siamo sicuri che le persone saranno davvero tante, come abbiamo già avuto modo di vedere in questa circostanza. Allora
TG Veneto termina qui, tra pochissimo invece TG Venezia con tutta la pagina su affluenza e i risultati del voto nei comuni del Veneziano. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al Meteo. La settimana prosegue in un contesto pienamente estivo, segnata poi dalla presenza dell'anticiclone africano. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 14 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo in genere poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, a tratti qualche locale modesto addensamento, specie sui rilievi dove non si escludono anche dei piovaschi in giornata, ma la possibilità sarà nel complesso piuttosto bassa. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo una residua nuvolosità alle prime ore del mattino, specie su costa e zone orientali, altrove invece tanto sole. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.